Buongiorno, io mi chiamo Silvio Sicca, sono nato a Torino nel 1934. Nardi Silvano, 19,839. Ciao Albertina, 90 anni ho. Giovanni Giuseppina, era il comune di Spresiano, Novadina di Spresiano. Facevo la ricamatrice, ho lavorato tanto. Restauratore di marmi e vecchi, sui ville vecchie di Treviso, sui Cese e sui campanili. A 18 anni ho lasciato la scuola e sono andato a fare il volontario in aeronautica perché mi piaceva volare. Guardi, io la mia vita è stata sono sempre stata molto debole, tanto. Il periodo che sono stato male in aeronautica era quando dormivamo sotto le tende e il ghiaccio freddo. Chissà, forse quello mi ha beccato un po' il cuore. Oggi è abbastanza bene, magari domani un'altra giornata più pesante, più così. È una roba che va a lunga, non è che si sia da un po' a domani. È il periodo, il tempo, mangia un po', mangia domani, polvere, e viene fuori così. Mi direi, guarda che respiro tutto quanto, è a posto, ma mi manca, dei momenti mi manca. Nel 2006, una sera, mi è venuto male qua. E cosa mi è venuto? Un ictus. Ma io non sapevo cos'era ictus. Al mattino ho la badante che mi veste, mi fa la toilette, mi aiuta, perché non faccio più niente, neanche da prendere una bottiglia in mano perché ho le mani che tengono quello che tengono. Ecco. E dopo questo qua ormai è un anno che lo paro. 4 cose. La mattina quando si alza la badante la prima cosa che fa è che la pesa e la bilancia trasmette il segnale direttamente al telemedicina. Pressione arteriosa. Si metteva sul braccio e si schiacciava sul H2, quello era. Elettrocardiogramma. È una cosa molto, ma molto proprio, lo metti là, non pesa, non dà nessun fastidio, ecco. Elettrocardiogramma e dopo? E là veniva fuori l'ossigeno e il cuore, i battiti del cuore. Le prime volte era un po' difficile, ma adesso ormai è normale. Nel giro di 2-3 minuti fa la misurazione e trasmette i dati direttamente appunto a telemedicina. Quando mi sentiva male, misuravo. Prima di averlo, se chi va non ti sa cosa fare, perché quando che la pressione o una roba non andava non ti sapevi cosa fare. Oltre alla tranquillità che dà, effettivamente non ha bisogno di essere portata a fare visite specialistiche di continuo. Perché si controlla tutti i giorni e non corre più di andare dal medico o andare al pronto soccorso. La pressione io prima non me la misuravo, quasi mai, qualche rara volta. Hai sempre qualcuno che ti aiuta? È un aiuto abbastanza confortevole. Ti dà quella sicurezza grande, ti senti protetta, ti senti anche allegra tante volte perché si dice, beh. Ed è molto molto importante uno che sta male, secondo me. Anche per noi è un qualcosa che toglie dei pensieri notevoli. Ecco. Perché quando lui mi risponde se tutto a posto, mi sono già tranquilla. No, penso che sia utile. Ti senti sicuro, ecco, ti senti sicuro che c'è qualcheduno, non sei in ospedale, ma sei a casa, ma c'è qualcheduno che è pronta. Controllata al massimo, che non posso chiedere nient'altro. Sì.